Questa è una fiera che oggi compie 40 anni, quindi è strutturata da un'esperienza direi quasi storica, però dall'altro canto è nuova, è una fiera fresca, è una fiera che ogni anno si rinnova perché grazie alla qualità e alla capacità degli espositori ci sono veramente delle cose straordinarie fatte da artigiani che fanno del legno tutto quello che vogliono loro, cioè dal legno nuovo al legno vecchio al recupero del legno, e lo adattano a tutta una serie di altri prodotti e anche di tecnologie, perché qui poi c'è magari la luce tecnologica abbinata al legno, abbinata alla pietra, abbinata alla tappezzeria, e quindi questa fiera veramente offre il meglio della qualità dell'arredo di montagna. Oltre 20.000 persone che passano a questa fiera nelle giornate, sono persone interessate che vogliono avvicinarsi anche alla tradizione e all'artigianato, e sull'artigianato secondo me il Veneto ha la possibilità, con il bellunese chiaramente in testa per il legno, di poter pensare al futuro, e io sono d'accordo con quello che oggi è il risultato, l'importanza di avere un marchio di qualità sul legno, su una fiera artigianale come questa, che sia uno di quei marchi di qualità che ci portiamo in giro per il mondo. Nel 1978 proprio per idea di 4 persone di Longarone, tra le quali appunto c'era anche il papà, e quindi io avevo 8 anni a quel tempo, però ricordo veramente dei primi anni di questa fiera che è partita un po' in sordina, ma poi ogni anno è sempre di più cresciuta fino a diventare uno dei punti di riferimento a livello nazionale per arredamento di montagna. Data importante, 40ª edizione, quindi una data assolutamente fondamentale per l'arredo e per l'attività artigianale nel nostro manufatturiero veneto, che assolutamente è in crescita, e quindi dobbiamo riconoscere un grande lavoro alle nostre aziende, un manifatturiero che da noi conta 3.800 partite IVA con oltre 31.000 addetti, insomma 2,6 miliardi di export ogni anno, sono numeri importanti, quindi 40 anni una tappa fondamentale per le nostre imprese. Il mercato di nicchia è assolutamente importante, e tutto quanto il settore della casa non ha ancora agganciato la ripresa che c'è nel settore manifatturiero e nel settore della produzione, però questi mercati di nicchia riescono ad avere una loro autonomia anche finanziaria e anche una propria attività all'interno appunto della nicchia nella quale loro hanno investito negli anni, e questi investimenti fatti negli anni oggi stanno ripagando. Siamo una falegnameria di vecchia generazione e ci occupiamo della realizzazione in tutto tondo, cioè dal progetto fino alla realizzazione con le chiavi in mano, di tutti quanti quei case in montagna, chalet, tutti quanti eseguiti con legno vecchio. A Longarone abbiamo portato 2 locali, uno molto classico che è un restauro di un vecchio fienile che abbiamo smontato nell'800, eseguito tutto con i materiali originali del fienile, e dall'altra parte in cui siamo adesso abbiamo utilizzato gli stessi materiali però rivisti in chiave molto più contemporanea. Noi siamo di Austria, in Carinzia. Noi siamo 10 anni alla fiera e per cercare nuovi clienti. Noi facciamo tutto interno, la mobili di cucina, camera da letto, soggiorno. Arriviamo da Cortina e noi abbiamo una sede a Venasio di Cadore, sviluppiamo arredamenti su misura, progettazione, abbiamo un vasto showroom di arredamenti, complementi d'arredo e antichità. Cerchiamo di soddisfare più o meno tutte le esigenze del cliente. A Longarone abbiamo diviso lo stand in 2 sezioni, la sezione del negozio con vari oggetti di antiquariato e antichità, e una promozione sulle camere. Sono 9 anni che facciamo Arredamont perché è comunque una bella vetrina, permette alle aziende
che lavorano il legno, che presentano l'arredo di montagna, di presentarsi al meglio. È una fiera che viene svolta proprio nella nostra provincia, quindi mi sembra giusto che siano in prima persona le aziende della zona, della provincia a presentarsi. Quest'anno abbiamo proposto un'ambientazione, una zona giorno con un misto di moderno, una cucina con una composizione con legni vecchi. Proponiamo un arredamento assolutamente in legno massello, più che altro in essenze di abete o larice, che sono tipiche della nostra zona. L'arredo è sviluppato dalla progettazione alla realizzazione in maniera assolutamente unica, quindi il cliente si trova con un prodotto assolutamente personalizzato. Di che cosa vi occupate? Materiali antichi per la costruzione, quindi travi, pavimenti, e adesso anche una nuova linea di prodotti per l'arredamento, complementi, credenze, tavoli e quant'altro. Quali legni utilizzate? Rovere, abete, larice, tutti i legni nazionali e comunque antichi recuperati in Italia. Ieri c'era la premiazione di un concorso per il 40ennale di Arredamont, indetto da Longarone Fiere, e sono stati proclamati il vincitore su 10 selezionati su 38 opere che erano state presentate. L'immagine è proprio ha centrato il tema perché è il simbolo della montagna, il simbolo del lavoro, una chiave che guarda attraverso, si vede un mondo attraverso una chiave di una vecchia porta che richiama proprio al legno, richiama le tradizioni rurali tipiche della montagna locale, quindi un tema molto centrato. CITA è l'acronimo di Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori. È una consociazione nata nel 1975, quindi di basi passate a oltre 40 anni di storia, fondata dai nostri padri, che al tempo riuniva tutti i gruppi dei gruppi locali in una consociazione nazionale per far sì di promuovere il nostro mestiere a livello italiano. Principalmente realizziamo degli arredamenti su misura e con caratteristiche di montagna. Principalmente lavoro l'arice e logicamente l'abete, perché i clienti mi richiedono queste due essenze che nelle nostre zone va. Vado anche all'esterno logicamente perché altri clienti che vedono il prodotto di qualità me lo richiedono anche per altre zone d'Italia e anche dall'estero. Abbiamo fatto 15 anni di fila la Redamont, la fiera di Longarone. Abbiamo un progetto di restyling di nome, così il nome Mobile Market andrà ancora avanti. Abbiamo deciso di tornare alla fiera di Longarone, alla Redamont, presentando le nostre novità.